puntata, e lo ricordo subito perché insomma ho qui ospiti stasera Marco Pireddu, ideatore assieme al fratello Mario di Buonasera. Sardinia in Second Life, e Luca Parodi, figlio Buonasera. dell'indimenticato Andrea Parodi e tour manager di Tazenda. Per cui insomma io spero che il numero dato così in apertura di puntata serva poi per far intervenire i nostri ospiti durante la trasmissione. Inizio subito parlando con Marco Pireddu, che appunto l'ho detto assieme al fratello circa 3 anni or sono dà vita a questo progetto che è Sardinia Second Life. Praticamente una Sardegna riprodotta diciamo virtualmente e che sempre virtualmente offre ai visitatori, quindi comunque sia sardi sia curiosi ma soprattutto visitatori in tutto il mondo, uno spaccato di quella che è la nostra isola, con usi, costumi, tradizioni, e che vede l'entrata appunto in questo mondo virtuale anche di aziende del territorio piuttosto che comuni. Certo. Innanzitutto però, per chiarire un po' meglio le idee a casa, perché io lo so perché insomma vi seguo da quando siete nati, però cos'è Sardinia Sì. Second Life in parole chiare e semplicissime? Semplice per tutti. Sì. Iniziamo a dire cos'è Second Life. Second Certo. Life è un mondo virtuale tridimensionale che sta su internet. Cosa vuol dire? Che in pratica come un videogioco ci si muove all'interno di questo mondo e si può entrare nelle case, si può camminare, e in pratica il programma agisce sulla scheda grafica del computer e crea un ambiente tridimensionale. E in questo mondo 3 anni fa insomma ci siamo accorti, mio fratello si è accorto che mancava la Sardegna e ha avuto la brillante idea di costruire un ambiente in cui fare cultura e promuovere appunto la cultura della Sardegna, la storia, le tradizioni nel mondo, perché in Second Life sono persone collegate da ogni parte del pianeta. Vogliamo ricordare subito qual è il sito di riferimento, così se magari c'è qualcuno che Certo. si incuriosisce e che è all'ascolto può intanto vedere di cosa si tratta proprio connettendosi Esatto, su internet. si può andare o su www.secondlife.com, semplicissimo, si scarica il programma e ci si iscrive creandosi un proprio avatar. L'avatar è il personaggio che ci rappresenta all'interno del mondo di Second Life, come un pupazzo di un videogioco per intenderci. E lo possiamo vestire come vogliamo, lo possiamo fare alto, basso, bello, brutto, sono tutti belli Questo è un vestiti vantaggio bene. del mondo virtuale, È un vantaggio. insomma, possiamo farci più belli di quanto Esatto. non E siamo. in più la cosa positiva è che si comunica con gli altri avatar che incontriamo, o chattando sulla tastiera oppure comunicando con microfono e cuffia. Quindi ti offre tantissime possibilità. Come nasce però? Mi dicevi, tuo fratello si rende conto che manca la Sardegna Sì, e quindi da ti qui spiego. l'idea? Ti spiego, lui per lavoro studia i nuovi media, che sono nuovi mezzi di comunicazione, quindi lui per esempio conosce Facebook molto prima dell'esplosione recente, insomma adesso tutti hanno Facebook. Certo. E così Second Life inizia a girare e si accorge che appunto manca un'isola come la Sardegna, ma ha preso spunto soprattutto dalla Svezia, perché la Svezia è stato il primo stato ad investire su Second Life ed è stato un punto di riferimento non soltanto per gli svedesi che girano in questo mondo, ma anche per tutti i cittadini del mondo che volevano avere notizie e informazioni sulla Svezia. Allora a questo punto mio fratello ha detto: perché non creiamo una Sardegna virtuale dove promuovere insomma la nostra cultura, creiamo i monumenti simbolo della Sardegna, facciamoli conoscere a tutti, diamo la possibilità a tutti per esempio di visitare la reggia di Barumini come era un tempo, quindi prendiamo i disegni degli archeologi e li ricostruiamo la reggia come era un tempo e la viviamo, ci entriamo dentro, percorriamo i corridoi e facciamo un viaggio virtuale. Quindi una vera e propria isola sarda ricostruita virtualmente, Certo. dove il visitatore può muoversi, insomma creare il proprio personaggio e vivere E virtualmente, interagire certo. anche con gli altri. La presenza sia tua sia di Luca Parodi insieme qui stasera non è casuale. Innanzitutto va detto siete tutti e due portotorresi. Sì, Quindi esatto. insomma. E poi va detto che il prossimo appuntamento di Second Life sarà proprio diciamo la serata che vedrà ospiti il 19 aprile alle 21:30 i Tazenda. Sì. Come mai questo connubio? Com'è che i Tazenda arrivano in Second Life? Innanzitutto era secondo me doveroso far esibire Tazenda su Second Life, come abbiamo fatto anche con altri artisti e personaggi importanti della Sardegna. Li volevamo avere da tempo, conoscendoci in questi ultimi anni meglio con Luca e con Valentina, insomma abbiamo organizzato varie cose assieme, abbiamo iniziato insomma a sentirci così e abbiamo pensato con Luca che fosse importante anche in vista della data del 21, che adesso Sì, insomma, sì, di cui ci parlerà di Luca. cui ci parlerà Luca, fosse importante portarli qui e magari
promuovere la data, ma parlare anche più in generale dei loro progetti in futuro. Quindi magari Certo, adesso abbiamo magari- fatto riferimento al 19 aprile perché il 19 alle 21:30 in azienda saranno ospiti di Sardinia Second Life, però il 21 partirà il loro Desvelos Tour, quindi Luca, Esatto. chi meglio di te può descriverci appunto sia come siete arrivati poi ad accettare l'apparizione in Sardegna Second Life, sia poi insomma parlarci un po' di questo nuovo tour. Allora, l'apparizione su Sardinia Second Life è sicuramente stata accettata da loro tre molto bene, perché sono tutti e tre molto attenti alle nuove tecnologie e ai nuovi metodi di comunicazione. E sono stati sicuramente incuriositi e allettati da noi per il fatto di creargli quest'avatar con cui Sono curiosa come si giocare sono e fatti, come sono? trasformarsi. Saranno perfetti. Saranno perfetti. Sono già perfetti. Chi si voleva Esatto. levare un grammo se l'è levato, chi si voleva fare più alto Ci piace. l'ha fatto. Diciamo che è sicuramente la prima valenza, a mio avviso, di questo tipo di comunicazione, che permette di esprimere, se vogliamo, più che quello che abbiamo esteriormente, cosa che viene resa molto meglio dalle chat line, per esempio, dove piazzi una telecamera e ti vedi Certo. in prima persona, di esternare quello che abbiamo dentro, quindi di come vorremmo essere, di come è più forse il nostro animo, no? Si scherzava l'altro giorno, adesso non lo voglio nominare perché è un personaggio pubblico, ci siamo trovati in una conferenza stampa che parlava sempre di Second Life e scherzavamo di un personaggio che loro hanno ricostruito molto più snello, diciamo. Ho Ci capito. siamo Di capiti. quello che è realmente. No, ma è piaciuto lui quel personaggio. E lui diceva, ma è esagerato, cioè non sono io. Gli ho detto no, sei tu, perché comunque invece la tua testa è molto più snella di Certo. quello Certo. che esprimi fisicamente, quindi è giusto che tu ti sia rappresentato in questa maniera. Quindi comunque per esempio. Tazenda Quindi ci ha fatto proprio il sicuramente messaggio. sono stati incuriositi da questo discorso. E poi indubbiamente è uno dei tanti canali che, insomma, come credo facciano un po' tutti in questo ambiente, si sfrutta nel momento in cui hai da Certo. promuovere qualcosa. Quest'anno, tra parentesi, Tazenda non escono nemmeno con un lavoro nuovo discografico, quindi si punta tutto sul nuovo tour, che tra l'altro quest'anno ha una valenza in più, se vogliamo, c'è una scadenza importante, ovvero i 20 anni di carriera, Assolutamente importante come traguardo, sicuramente. che voglio specificare proprio perché ci troviamo a Sasso e ci potrebbero essere degli ascoltatori fan molto attenti. È il ventennale della loro comparsa, diciamo, al pubblico, proprio del live, perché realmente i Tazenda nascono nell'87, solo che per varie vicissitudini Poi il primo è lavoro è slittato rimasto un per un pochino. po' di